Verona. Primavera del 1991. A Montecchia di Crosara, un piccolo paese tranquillo tra le colline, la famiglia Maso conduce una vita semplice. Antonio, 55 anni, e sua moglie Maria Rosa, 48, sono agricoltori benestanti. Hanno 3 figli, 2 figlie sono sposate e vivono altrove, mentre l'ultimo, Pietro, vive ancora con loro. Pietro Maso ha 19 anni. È bello, spavaldo, ama le macchine, i vestiti firmati, la vita in discoteca. I genitori gli vogliono bene, ma non lo riconoscono più. Negli ultimi mesi Pietro ha smesso di lavorare e passa le giornate conducendo una vita all'insegna dei piaceri con 3 amici, Giorgio Carbognin, Paolo Cavazza e Damiano Burato. Insieme elaborano un piano assurdo. Uccidere i genitori di Pietro e dividere l'eredità, stimata a circa 1,5 miliardi di lire. Questo non è un impulso improvviso, è un'idea, un piano preparato e tentato di portare a termine più volte. A questo quadro di tensione e menzogna si aggiunge poi un particolare che alimenta la paura di Pietro Maso. Sua madre trova delle banconote in una tasca della sua giacca. Quei soldi però non sono un regalo o un pagamento dal datore di lavoro, come giustifica il figlio. Provengono invece da un prestito bancario fatto per comprare un'auto. L'acquisto alla fine salta, però il denaro non viene mai restituito. Insieme, Pietro e Giorgio sperperano quei soldi tra locali, gioiellerie e viaggi. Quando la banca comincia a chiedere conto dell'assegno e la madre di Pietro nota l'ammanco, la paura di perdere i sussidi familiari diventa il motore che spinge il giovane Maso a compiere un gesto che già premeditava. La sera del 17 aprile 1991 è quasi mezzanotte quando i coniugi Maso, Antonio e Maria Rosa, rientrano da un incontro. Pietro ha svitato la lampadina dell'ingresso per cui suo padre quando entra rimane al buio. Cerca di raggiungere il contatore ma non ha più scampo. Il figlio lo colpisce con un tubo di ferro mentre un amico lo aiuta con una pentola di metallo. Maria Rosa arriva pochi secondi dopo, vede la scena e grida. Anche lei però viene colpita e poi soffocata. Dopo l'omicidio dei genitori, Maso e l'ormai complice Carbognin si ripuliscono e vanno in discoteca per crearsi un alibi, mentre Cavazza e Burato tornano a casa. Più tardi, Pietro rincasa, chiama i vicini e finge di scoprire i corpi dei genitori. La sua recita però dura poco. I sospetti crescono, gli amici parlano e 2 giorni dopo, il 19 aprile, viene arrestato. Maso verrà condannato a 30 anni di carcere, mentre ai suoi complici, Giorgio Carbognin e Paolo Cavazza, viene inflitta una pena di 26 anni. Damiano Burato invece viene condannato a una pena di 13 anni, poiché ancora minorenne all'epoca dei fatti. L'accusa è di duplice omicidio volontario premeditato pluriaggravato. Le aggravanti sono infatti crudeltà, futili motivi e per Pietro anche il vincolo di parentela. Ma la domanda rimane la stessa. Quello di Pietro Maso è stato solo un parricidio legato ai soldi e all'eredità? Quella notte di Montecchia di Crosara resta un buco nero nella memoria collettiva. Segui Padova Stories per non perderti il prossimo episodio di Padova Crime, il format che approfondisce le storie criminali che hanno segnato la nostra città e l'intero nord-est.